Licata è uno dei siti principali sul quale abbiamo investito, ma si ritorna a fare approfondimento scientifico, che è una delle linee di intervento del parco. Si ritorna a scavare qui a Finziade, lo si fa anche guardando al percorso di didattica, che è uno dei nostri principali obiettivi, è quello di cercare di portare la cultura nella conoscenza per non solo un arricchimento del territorio, ma per un arricchimento di ogni persona che parteciperà a questo scavo. È un momento importante perché sul castello di Licata abbiamo posto anche delle altre attenzioni, per cui abbiamo in progetto la realizzazione di una piccola esposizione etnoantropologica e faremo pure le manifestazioni quest'estate qui al castello di Licata, che saranno presentate nelle prossime settimane. Sicuramente il professore Latorre rappresenta appunto il fulcro centrale dell'inizio della ricerca scientifica. Io ho avuto la fortuna di accompagnarlo dall'inizio di queste attività nel 2003, quando iniziamo lo scavo delle case, delle abitazioni qua di Finziade. Oggi fortunatamente riprendiamo dopo 10 anni di pause e quindi per me, io sono fiero e onorato, di proseguire la ricerca scientifica avviata dal professore Latorre, che appunto era anche il mio docente di riferimento, il mio maestro, e soprattutto sono felice di essere tornato a Licata, che per me appunto rappresenta una seconda casa. Vorremmo avviare un processo di coinvolgimento attivo della comunità locale e della cittadinanza. Per questo il cantiere sarà appunto fruibile da chiunque voglia venire a trovarci, e soprattutto parteciperanno alle attività anche diversi studenti delle scuole, delle associazioni locali. Mi piace ricordare il GRAL soprattutto, che ha fornito più di 20 volontari per questa attività di ricerca che condurremo. Ringrazio pubblicamente il dottore Sciarratta per la sensibilità che ha avuto e continua ad avere rispetto al nostro territorio, e il fatto che il dottore Sciarratta abbia nella sua qualità deciso di portare a Licata anche dei grandi eventi culturali, e dentro questo castello, che io invito chiunque a venire a visitare perché è di una bellezza assoluta. Quindi l'augurio è che l'attenzione del dottore Sciarratta, con tutti i suoi collaboratori, l'architetto Callea e gli altri che lo collaborano, possa restituire a Licata la centralità nell'attività archeologica della provincia di Agrigento. Licata, con questo meraviglioso progetto che è Finziade Project, un progetto di archeologia pubblica bellissimo, che coinvolge studenti che arrivano da tutto il mondo, insomma è uno scavo aperto alla città e non solo. Con questo progetto Licata si mette al centro della questione del turismo archeologico. Stiamo predisponendo degli accordi, primo fra tutti quello che abbiamo concluso con Giardini Naxos, per una creazione di percorsi tra la prima colonia greca, che è Naxos, e l'ultima colonia greca, che è Finziade, e nel mezzo c'è un mondo legato alla rotta dei Fenici, legato alla Magna Grecia, legato a tutto il periodo greco-romano. Finziade con questi scavi diventerà ancor più visibile e intellegibile ai turisti che arriveranno e vedranno un intero quartiere di Finziade. Quindi devo dire che sono molto orgoglioso, anche perché la scintilla di questi scavi è partita da una manifestazione di 2 anni fa in estate, organizzata da me al museo, dove si è parlato dell'ipotetico teatro di Finziade, e da lì abbiamo strappato la promessa di questi scavi, e il parco poi ha fatto esplodere questo percorso assieme al CNR, assieme al dottor Alessio Toscano Raffa, e siamo qui a dire che ripartono gli scavi di Finziade. Invitiamo tutti in questo mese di scavi a venire a visitare il Castel Sant'Angelo, e con questa visita potranno ammirare gli studenti e gli archeologi che scavano la città di Finziade.